Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, faccio mercato Batman napoletano. Come state? Tutto bene? Spero di sì. In questo video andremo a fare il video, un video, una serie che non porto da un mesetto, no, un mesetto, un paio di settimane, 2 o 3 settimane, che dei rinforzati o indeboliti. Questo video parlerà del Milan. Allora, il Milan, partiamo dalle cessioni. Le cessioni più importanti, a parer mio, sono quella di Reinders e di Teo Hernandez, rispettivamente venduti a Manchester City e alla Hilal. Però magari per il centrocampo si poteva fare un pochino di più, però a inizio, prima che si acquistava Modric, poi appena acquistato Modric, secondo me, cioè si è messa perfettamente a livello a centrocampo, cioè con Rabiot e Modric ci può stare, sì. E una piccola, prima di partire col video, di continuare col video, una piccola notizia di mercato dove Modric può rinnovare fino al 2028, quindi nel 2028 avrà o 41-42 anni. Mo non ricordo quanti anni ha, se non sbaglio, sì, 42 anni perché mo ne ha 40 e rinnova per altri 2 anni. E quindi, cioè, poi può darsi che rinnova e non è proprio sicuro. Le parti stanno trattando in queste ore, in questi giorni. Poi, oltre alla cessione di Reinders e di Hernandez, c'è anche la cessione di Camarda in prestito a Lecce, Jovic, Pellegrino e Calulu. Secondo me, a parte per Reinders, il Milan ha fatto un buon mercato in uscita con la cessione di Hernandez e Calulu che non volevano restare a Milano, lato Milan. Poi Camarda pure, secondo me si poteva fare qualcosa di più, cioè poteva dire a Lecce invece prestito con diritto più, se ogni gol che fa il Lecce avrà 50.000 euro, se non mi sbaglio. Invece di questo poteva fare un semplice diritto di riscatto, pure prestito a diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni più prestito oneroso fissato a 3 milioni, capì? Secondo me si poteva fare così. Però, vabbè. In entrata il Milan, per il mercato in entrata, vi dirò anche i prezzi a cui sono stati acquistati. Nkunku a 37 milioni. Prima di continuare con gli acquisti del Milan, volevo solo ricordare che Joao Felix si è trasferito si è ritornato al prestito a Chelsea e poi è andato all'Al-Nassr, giusto perché stava a Milano da gennaio a giugno. Poi non è stato riscattato. Allora, Nkunku è stato acquistato dal Chelsea a 37 milioni di euro. Poi Yashari è stato acquistato dal Club Brugge, un club belga, che sta a 36 milioni di euro. Una bella telenovela. Ci saranno voluti tipo fino a metà agosto, da fine giugno fino a metà agosto, quindi un bel mese e mezzo, due, per farci capire. Come Lukaku e il Napoli quando doveva essere acquistato l'anno scorso. Vi ricordate che ci è voluto un mese, 3 settimane più o meno? Sta cosa. Poi mi è venuto, quando ho sentito di questa trattativa, mi è venuto in mente questo. Poi abbiamo Ricci, ha preso dal Torino per una cifra, si poteva fare qualcosa di meno, però vabbè, tipo è stato acquistato a 23 milioni e si poteva chiudere intorno ai 20 milioni, 20 milioni più uno di bonus, andare a risparmiare 2 milioni e andare ad investire su qualche altra cosa, però è stato anche un buon acquisto.
E Stupignan è stato acquistato per una cifra di 17 milioni di euro. Poi Rabiot è stato acquistato per 7 milioni e Modric è stato acquistato, come detto prima, a parametro zero dal Real Madrid. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Mi raccomando, lasciate like sotto questo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale. L'obiettivo sono i 100 iscritti. Al momento siamo a 74. Ciao!